Un esposto all'Agenzia delle Comunicazioni e lo sciopero della fame di alcuni militanti, l'esclusione di Alessio Morosini e Laura di Lucia Coletti dal confronto televisivo e dalla ribalta nazionale fa esplodere polemiche e clamorose forme di protesta. Il più arrabbiato è proprio l'avvocato candidato di Indipendenza Veneta, che in modo provocatorio si era anche presentato negli studi televisivi. Sono andato a Milano appositamente, ho suonato al campanello di Sky, ho detto signori sono qua un'ora prima, sono qui per il confronto, se fate un confronto senza di me evidentemente la democrazia per voi ha valori diversi a seconda degli interessi che volete rappresentare. Due suoi collaboratori hanno scelto lo sciopero della fame per protestare contro l'esclusione del leader. Lui lo sciopero invece non lo fa, anche perché sono gli ultimi giorni di campagna elettorale. Comizi, incontri, dibattiti, bisogna lavorare 20 ore al giorno, mente e fisico devono essere al top. A firmare l'esposto all'Agico, ma anche Laura di Lucia Coletti, la sesta in gara alle regionali. Non sono arrabbiata per la mia esclusione, dice, sono più preoccupata per la mancata informazione. Quando i media si arrogano il diritto di fare una scelta a priori, la democrazia ne esce male. Giornali e televisioni dovrebbero essere le sentinelle della democrazia e questo non è proprio un buon esempio. E poi la delusione per il comportamento dei 4 presenti in studio. Mi sarei aspettata una loro scelta forte, ovvero quella di non partecipare al dibattito, dice la candidata della lista L'Altro Veneto Ora Possiamo, che aggiunge: forse manca la consapevolezza delle criticità che presenta il sistema dell'informazione nel nostro paese. Parere condiviso appieno dall'altro escluso. Se loro 4, ma anche 2 avessero detto se non entra Borosin noi non partecipiamo, avrebbero loro scelto la strada del confronto vero. Evidentemente mi temono tutti e 4.